La sicurezza non è un'opzione, lo sanno bene gli uomini delle Dolomiti, abituati da tempo a capire, dal rumore delle pale, se l'elicottero che s'alza in cielo è quello dei soccorsi. Ma la tragedia del Cridola ha riacceso il dibattito sulle regole, sui controlli, sui divieti. Dovremmo chiudere anche tutte le autostrade, tutte le strade statali, no? Secondo me non è possibile, non è neanche giusto, perché comunque purtroppo gli incidenti ci sono stati e ci saranno ancora, insomma. Secondo me è importante educare gli alpinisti ad andare in montagna in sicurezza, poi la fatalità e il destino, insomma, fanno anche la loro parte. Questa è la nostra vita, assicurano gli uomini della montagna, che non approvano le proposte fatte a caldo, come quella del governatore Zaia, che chiede di controllare tutte le pareti, vie e ferrate. Pensiamo che è un po' difficile riuscire a fare tutto questo, perché comunque mettersi a controllare tutte le soste, tutti gli appigli di tutte le vie presenti in Dolomiti mi sembra un po' così un'utopia. Il presidente delle Guide Alpine del Veneto ricorda che è stato presentato un progetto in regione che, in nome delle Dolomiti di qualità, spiega Lio Denes, intende garantire la sicurezza di vie ferrate e sentieri attrezzati e degli ancoraggi e dei punti sosta delle vie più comuni e frequentate, ma non sta né in cielo né in terra pensare di chiodare tutto. Loro, guide e tecnici del soccorso alpino, sono molto pratici, poche parole, tanti fatti, prima regola. La sicurezza è la prima cosa. La sicurezza nel senso portare una persona, un cliente in parete o comunque un amico, sì, vuol dire anche avere una certa responsabilità. A volte poi è meglio rimanere a casa. Prima di tutto la sicurezza, le montagne sono sempre lì e possiamo andarci anche nei prossimi giorni.